Raggiunti questa sconfitta strana, forse, perché squadra che gioca, forse il gol sicuramente più attenzione, però squadra che crea e non riesce a segnare. Avara di gol, come... Mi spiace che questa volta quello che ci eravamo detti, cioè di passare i primi 10-15 minuti, perché sapevamo potevano essere quelli più importanti della partita, più pericolosi per certi versi, perché magari ci si poteva aspettare una partenza un pochino più forte della squadra avversaria, e purtroppo è proprio lì che abbiamo sbagliato, perché abbiamo gestito male una palla. La prima ripartenza abbiamo preso gol, è chiaro che la partita si è sbloccata nel modo peggiore per noi, e quindi detto questo non è stato facile rimontare. Mi è piaciuto in ogni caso la squadra prima in 11, anche in 10, abbiamo tenuto aperta la partita sperando nell'episodio. Nel primo tempo ci eravamo anche andati vicini almeno 3 volte al pareggio, però purtroppo oggi era così. Questo purtroppo è un campionato talmente strano che puoi vincere o puoi perdere con tutti, che gli episodi contano in maniera incredibile. E oggi sono andata male, sì. Quindi niente, bisogna continuare, perché in effetti non mi sembra che la squadra sia quella delle prime partite, le famose 2 sconfitte casalinghe. Il rammarico più forte forse è questo, che è la squadra che propone, però manca il zampatone, cioè manca il gol, che è la panacea di tutti i mali. Dobbiamo dire che abbiamo trovato di fronte a una difesa molto fisica, che ci ha fatto giocare veramente male, perché erano sempre in pressione da dietro, e quindi anche per i nostri attaccanti non è stato facile gestire alcuni palloni. Però è chiaro che l'occasione di Goretti su calcio piazzato, e soprattutto l'inserimento di Gramaccia, gridano vendetta, perché insomma adesso al di là di tutto non ricordo, c'è stato un tiro che ha attraversato la porta un paio di volte al secondo tempo davanti a Di Nardo, ma non ricordo insomma altre cose che abbiamo concesso, quindi ecco, bisogna ripartire da qua. Mi spiace solo che purtroppo sono stati alcuni episodi che ci condizioneranno anche la partita successiva, perché non ci sarà il nostro capitano Goretti, che è stato cacciato dal campo quando secondo me 3 minuti prima la stessa cosa aveva fatto Golfo, e su un'entrata in ritardo sul Fluidormila che era già ammonito, quindi stesso episodio considerato in maniera opposta, e quindi lì la partita praticamente si è un po' spenta, perché avesse preso lo stesso metro doveva sicuramente ammonire per la seconda volta Golfo. Però detto questo mi spiace perché anche gli assistenti hanno preso degli abbai, rimesse date al contrario, i calci d'angolo non solo da parte nostra, proprio non capisco perché da Napoli e da Novara debbano mandare terni arbitrari, quando a me andrebbe bene anche se fosse della provincia qua, tanto voglio dire, se devono venire qua a passare la domenica così non va bene. Però detto questo, cioè, per chiarire, non è... però sono state anche una ma non è questo, dato che secondo noi è stato forse più Idromela che ha fatto fallo invece che Goretti, eravamo sotto la panchina, quindi eravamo lì, l'abbiamo visto, però c'è stata la seconda munizione. Detto questo, non deve essere assolutamente un modo per giustificarsi, perché la sconfitta ce la teniamo assolutamente. Però non ti sembra un po' ingiusta? O l'accetti perché... No, ma l'accetto perché gli avversari sono stati bravi, hanno fatto un gol, noi non l'abbiamo fatto, hanno in ogni caso difeso bene quando c'era da difendere, hanno provato a ripartire. È chiaro che hanno cercato di rischiare il meno possibile, soprattutto quando sono rimasti con uno in più. Però già averla tenuta fino alla fine, magari potevamo trovare un paio di situazioni su calcio piazzato, un paio di palle dentro l'area di rigore che potevano essere lette in maniera diversa, però dai, è andata così, non stiamo recriminando. Diciamo un proseguimento iniziato da Rieti, l'hai visto un miglioramento, oppure è un piccolo stop dovuto solo al risultato di una prestazione? E comunque no, la prestazione c'è la prestazione, non è sicuramente a livello di quella di domenica passata, questo bisogna dirlo. Ma bisogna dirlo anche perché quell'episodio ci è stato favorevole. Domenica scorsa abbiamo sbloccato la partita noi al primo episodio, e quindi sono 2 partite che non possono essere messe a paragone, ogni partita è storia a sé. Dispiace perché sono convinto che nonostante a loro mancassero 2 uomini cardine, qualcosina mancava anche noi oggi, quindi anche i cambi sono stati un pochettino obbligati,
potevamo sicuramente portare via almeno un punto. Adesso c'è il girone umbro. Sì, no, ma noi dobbiamo ragionare partita per classifica partita. che è un po'... C'è il Trestina che ho visto che oggi per l'Umbro è andata non benissimo e quindi non sarà facile perché so che tipo di partita ci aspetterà. Dovremmo essere bravi proprio a non concedere pochissimo e sfruttare quello che ci capita, cioè le occasioni che creiamo. È stato un po' il nostro tallone d'Achille all'inizio del campionato, perché purtroppo sono passate 6 giornate, io se vado a rivedere almeno una quindicina di palle gol nitide che non sono state messe dentro, le abbiamo create, quindi la differenza purtroppo per noi in negativo la sta facendo questa cosa qua e ci stiamo anche lavorando, perché a forza di buttare dentro palloni per questi attaccanti speriamo prima che si sblocchino. Grazie mister. Okay. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao mister.